Ecco a voi, Bembe! Abitava fuori dal circuito ovviamente la nonna Neide. Da senso orario a senso antiorario, in salita a sinistra. Grinta! La manetta, dai che devo! ...29 maggio 2001, 29 maggio 2026, 25 anni di storia. Vicenza Kart Indoor, The Way Vicenza e The Way Imola. Più di 800.000 persone conosciute all'interno del kartodromo Berico, più di 8 milioni di chilometri percorsi con i Sodi Kart nel kartodromo di Altavilla Vicentina. Un'azienda sempre sul pezzo e sempre pronta ad aggiornarsi, sempre pronta ad aggiornarsi. Sì, perché il 29 maggio 2026 è stato svelato come regalo il nuovo layout di The Way Vicenza. Nuovo senso di marcia, nuovi punti di sorpasso, carreggiata più allargata. Questi sono alcuni nuovi punti del circuito The Way Altavilla Vicentina. Per quanto riguarda la sezione Sun Track, quindi indoor, outdoor e outdoor, vi anticipo già questo, quindi due nuove entrate tra indoor e outdoor. Entrambe le sezioni hanno cambiato configurazione geometrica, introducendo nuovi punti di sorpasso e nuove curve. Noi che giriamo in quel kartodromo chiediamo spesso che la carreggiata venga allargata. Fortunatamente, e così è stata ascoltata anche la nostra voce ed è stata aumentata del circa 60% la superficie di carreggiata esterna, quindi più aria, bene così. Oltre ad un nuovo disegno della pista, come vi dicevo poc'anzi, cambierà il senso di percorrenza della marcia, da senso orario a senso antiorario, e io trovo questo affinamento al circuito Interlagos della S-Dos Senna eccetera eccetera, perché come diceva il buon saggio, il sommo Gianfranco Mazzoni, c'era Rubens Barrichello che guardava le gare di Formula 1 perché lì vicino abitava nonna Isaura. Curva sopraelevata che mette sul rettilineo l'archipancata, proprio lì abitava fuori dal circuito ovviamente la nonna Neide, e il piccolo Rubens giocava nel cortile e guardava spesso le prove, le vetture che giravano. Ogni volta che sento una pista che gira in senso antiorario, il collegamento va inevitabilmente alla pista di Interlagos in Brasile. Sì, eravamo felici e lo sapevamo, sì. Rain track, quindi quando ci sarà maltempo o le circostanze richiederanno di girare solamente all'interno della pista. Anche nel layout rain track si cambia il senso di percorrenza e si girerà anche lì in senso antiorario. Rinnovamento del layout anche ai livelli superiori e un design che riporterà il ritorno del Estoril, quel sinistra-destra in salita. Io non lo definisco cavatappi, ma l'Estoril dei kart, video che avevo girato e lo trovate qui in alto a destra nelle schede. Sì, la definisco così. Questo cavatappi, come viene chiamato, sarà un ritorno al passato. Ma l'elemento più iconico della pista di Vicenza, l'ex Vicenza Kart Indoor, ora The Way, è della spirale esterna. L'unica pista in Italia qualche anno fa che portava questa caratteristica, questa chiocciola esterna, unica in Italia. Molti venivano appunto apposta a provarla e quindi questa spirale rimarrà e verrà percorsa anch'essa al contrario, quindi non più in discesa a destra ma in salita a sinistra. Sicuramente capiterà un momento in cui qualcuno impatterà contro la barriera a sinistra, il kart purtroppo mi immagino già rimarrà bloccato e bisogna fare un po' di retro
e piano pianino, chissà quanto ci metterà il kart, dovrà ripartire e salire. Parliamo di kart a 4 tempi, 2,70. Bisognerà prestare attenzione perché il kart sarà lanciato nella rampa, quella che prima veniva affrontata in salita, ora sarà in discesa, ci sarà un tornante a destra. Se prima vi era soltanto un'entrata indoor e outdoor, ora con questo nuovo layout 2026 per The Way Vicenza, come avviene ad Imola, cambierà e quindi ci saranno 2 entrate indoor e 2 entrate outdoor. Fantastico. Non si tratta quindi di un semplice rinnovamento, ma una nuova esperienza in pista, appunto come dice lo slogan di The Way, The Different Kart Experience, sempre mantenendo obiettivo sicurezza e divertimento in pista. Per tutte le altre caratteristiche posso rimandarvi al mio video fatto ad Imola, dove vi ho spiegato per filo e per segno le caratteristiche di The Way. Ma la notizia anche bella per gli aficionados al mio canale è che forse oggi non andrò da solo, forse l'avrete visto già a inizio video, ma qualcun altro ritornerà a girare con me davanti alla videocamera e andrò a prendere questa persona per portarla su in quella di Vicenza. See you later, dai che demo. E se il video finora ti sta piacendo, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube, è una semplice iscrizione, è gratis, anzi ti aspetto. Fatto. Perché per chi crea contenuti è un fortissimo valore aggiunto. Magari voi non potete capire questa cosa, ma per chi ci sta dietro e fa scrittura, video riprese e montaggio video e pubblicazione, credetemi, è un boost enorme. Condividi questo video se finora ti sta dando già delle informazioni utili su questa nuova tipologia di layout 2026 di The Way Altavilla Vicentina Vicenza, con qualche tuo amico, tua amica o compagnia di amici con cui andate a girare in go-kart. Ti ricordo inoltre anche il mio canale Telegram, @Manuel Cosimo Muglia, canale Telegram dove posto i video che registro e posto su YouTube. Quindi ragazzi e ragazze, dai che andiamo e ci vediamo tra poco. Ciao. 1 hour later. Molto bene, sono le 7 meno un quarto, 7 meno 10 e sto andando a prendere l'altra persona che tra poco vedrete nel video e ci dirigeremo da Limena, punto d'incontro, verso Vicenza. A dopo. 3 hours later. Allora, sono le 19:20 del 16 giugno 2026, martedì, davanti al Crown Plaza. Sto aspettando il buon, che tanto ultimamente buon, il buon puntini, e attendiamo che arriva e poi vi faccio vedere chi sto attendendo. E direzione Altavilla Vicentina, autostrada e go! Ad ogni modo, per tutte quelle che sono le informazioni riguardo la cilindrata dei kart adulti, kart bambini, pista, minutaggio, vi riporto al video fatto a The Way Imola, dove ho anche avuto il piacere di parlare con Matteo Zanettin, direttore di The Way. Ve lo lascio qui in alto a destra sulle schede. Io ho visto una macchina parcheggiarsi. Eccolo qua, che sta arrivando, ci sta cambiando il pilota Nigel Mansell, devia ospitale, maglia verde, colore Inghilterra, quindi Lotus, Jaguar, Aston Martin, quindi da Sir Lord inglese. Sta arrivando un pilota che, ragazzi e ragazze, ha dato soddisfazione in Take Your Time qualche anno fa. Era arrivato Bembe e a nostra insaputa ha prenotato una manche in quel di Altavilla Vicentina ed è pronto a scatenarsi con tutta la sua potenza e ovviamente mi darà il lustro del suo fantastico impegno. Si sta ancora preparando, rullo di tamburi. Non ha ferre, scusa. Se devo tirarla tanto paie lunghe. 1 month later. Ragazze e ragazzi, ladies and gentlemen, il pilota numero 1 di tutta l'assa cisica, ecco a voi Bembe. È un idraulico? Oh. Eccoci qua. Eccola, è da un po' che mancava.
all'appello, però cioè, ben siamo pronti? Ottimo. Partiamo. 2 hours later. Ed eccoci arrivati a The Way Vicenza, senso antiorario, Interlagos do Brasil. Bembe, siamo arrivati in quel di The Way Vicenza. È da un po' che non corri, cosa dici? No, che sarà una bella sfida, vediamo se finisco come al kart di San Giorgio in Bosco. Orco. Quando sai che finisce sta agonia. Mamma mia, una frase celebre. La domanda che mi ha fatto adesso è: oh, ma come sei tu ciappato? No, io l'ho messo così, guarda, rifacciamo la scena. Cioè, io l'ho messo così. Ma era distrutto, secondo me stava piangendo, aveva i gomiti appoggiati da. No, ero finito, cioè non riesco a tirare sulle mani così. Non puoi, ok che non sono più abituato, ok che ho ancora il vaccino che deve fare effetto. Cioè a 15 minuti ho detto, quando sai che finisce sta agonia, ho visto 15 minuti, no, avevo il medio e questo qua che non riuscivo più a tenere il kart, quindi li tenevo su, guidavo con i pollici, a un certo punto ho detto basta per favore, basta. Dopo l'ultima curva prima della finale, cioè freno un attimo in mezzo alla pista, non sul cordolo, mi si gira il kart di 180 gradi, Dio santo ragazzi. Di Bembe, quando sai che finisse sta agonia? Dicembre, la settimana prima di Natale, ghiacciati. Ghiacciato, io guidavo così, con due dita. con due dita. Va bene, andiamo davanti a vedere com'è questa nuova pista. Ma hanno cambiato anche i bagni, si sono riammodernati e ragazzi c'è un profumo allucinante, cioè sembra stare dentro Montale praticamente, fantastico, bellissimo e buonissimo. Poi vi farò sedere sul kart e la cintura di sicurezza obbligatoria dall'inizio alla fine.